Scatterà dal 10 gennaio prossimo l'avvio delle somministrazioni dei richiami booster con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose. Mi preoccupano ancora gli indecisi, ha dichiarato Figliuolo, un po' di milioni di persone che potrebbero dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti. Mi preoccupano ancora quei 5 milioni e 750 mila italiani che non hanno ancora avuto alcuna dose. Siamo quasi al 90% tra prime dosi e guarigioni da almeno 6 mesi, però in quella fascia, specie tra i 30 e i 59 anni, ci sono ancora un po' di milioni di persone che potrebbero essere raggiunte dalle inoculazioni e potrebbero anche loro dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti. La Omicron è molto più contagiosa rispetto alla Delta, qualcuno dice fino a 5 volte, fortunatamente per ora non si stanno avendo evidenze cliniche di gravità, però è chiaro che chi ha fatto la vaccinazione completa e soprattutto chi ha fatto il booster è molto coperto rispetto alla Omicron. Non vediamo per ora in persone che hanno fatto il booster ospedalizzazioni o effetti nefasti. Credo che anticipare la terza dose a 4 mesi dal 10 gennaio sia per ora una scelta equilibrata, ma non mi sento di escludere alcunché. Abbiamo visto, ha dichiarato sempre Figliuolo, come si muove questo virus con le sue varianti, che ciò che uno dice oggi, domani l'evidenza sul campo la può cambiare. Se dovremo correre di più lo faremo, ma ci vuole anche cautela, per cui credo che la scelta di anticipare la terza dose a 4 mesi, ribadisce, sia una scelta equilibrata. Noi oggi ci troviamo ad avere una crescita importante dei contagi come in ogni parte d'Italia. Questo significa che dobbiamo prepararci ad accogliere al domicilio tantissime persone, perché come i bollettini recitano giornalmente, la gran parte di questi soggetti o sono asintomatici o paucisintomatici o comunque isolati al domicilio. C'è un primo tema che riguarda la diagnosi e quindi abbiamo dato a disposizione, domani ci sarà un incontro con l'Ordine Nazionale dei Biologi per dare a tutti i drive-in un numero adeguato di biologi per poter rafforzare l'attività, quindi raddoppiare il numero dei drive-in in tutta la Sicilia, potendo così destinare i medici che sono impegnati nell'emergenza alle visite domiciliari e alla realizzazione dei vaccini domiciliari. Avremo possibilmente una nuova zona di contagio, che è quella lì derivante da un numero significativo di soggetti che non hanno ancora fatto la terza dose. E per questo domani si riunirà il Comitato Tecnico Scientifico della Regione per aggiornare i criteri che riguarderanno la colorazione delle singole realtà comunali e quindi una rivalutazione del rischio. L'esperienza ci sta dicendo che i comportamenti individuali sono fondamentali. Valuteremo con il Comitato Tecnico Scientifico domani se proporre al Presidente della Regione l'adozione di ulteriori misure di contenimento dal virus di comunità, ma quello che è importante è che, siccome ognuno di noi, penso in queste giornate, sta avendo notizia o di un amico contagiato o di una persona in isolamento, è il rispetto, direi quasi maniacale, delle regole. Si può fare molto, si può continuare a vivere in maniera ordinata, bisogna farlo con la dovuta attenzione, altrimenti si mandano a rischio le attività economiche.